scorso 20 ottobre l'incontro sul cyber security, l'incontro appunto sulla sicurezza digitale, organizzato da Confindustria Vicenza con il contributo della Camera di Commercio, che si è svolto a Palazzo Bonillongare. La digitalizzazione offre innumerevoli vantaggi, ma espone anche le organizzazioni a nuove minacce e rischi. La protezione dei dati e delle informazioni risulta essere oggi una sfida davvero senza precedenti, sia per il volume che per la velocità delle interazioni dei business digitali e non. Sentiamo. Digital for Factory in Confindustria Vicenza con il contributo della Camera di Commercio. Oggi si parla di un argomento attualissimo, molto importante per le aziende e per le persone, la cyber security. È veramente una questione importante o è solo una moda? No, è veramente un argomento importante, un argomento da non sottovalutare, da non pensare che queste cose capitano solo agli altri. Siamo tutti oggetto di attacco, siamo tutti possibili target di attacchi informatici. Bisognerebbe cominciare a metterci un po' di più l'attenzione a questi argomenti, perché se dovesse succedere diventa veramente un problema per la continuità del business dell'azienda, perché un attacco ai sistemi informativi blocca la produzione, blocca il processo industriale e quindi crea dei danni all'azienda veramente importanti. Qual è il principale tema, il principale pericolo, immagino, per le imprese grandi, piccole, medie? C'è qualcosa che le accomuna? Ma certo. Allora, intanto quello che accomuna tutti è che quel dato più in crescita come minaccia per tutti, per noi anche come privati cittadini, ma anche per le imprese, è il cybercrime, cioè la criminalità organizzata che usa internet per fare soldi, come usa la droga, come usa la prostituzione e altri fattori. Questo è un settore ad alto reddito per loro e a bassissimo rischio. Per questo siamo tutti nel mirino, perché sono organizzazioni in qualche modo professionali che strutturalmente cercano di sfruttare questo strumento. Il secondo elemento che deve fare riflettere è che la catena del valore in Italia è molto complessa, quindi ci sono grandi imprese che possono essere un bersaglio, il bersaglio finale, ma per arrivarci molto spesso l'attacco parte da fornitori o subfornitori e quindi è importante, a poco è importante che tutti si attrezzino, perché a poco è un fatto anche di competitività. A poco le piccole e medie imprese devono sapere che le grandi imprese cercheranno di chiedere sempre di più ai loro fornitori standard e approcci sicuri, perché altrimenti con la fornitura importano anche insicurezza. Cosa si può fare? Allora, le cose che si possono fare sono tante. Io direi che bisogna partire dalle fondamenta e quindi intanto se io avessi una piccola azienda o se fossi un piccolo imprenditore sicuramente cercherei di farmi aiutare da chi ha questo tipo di competenza e che mi formi e mi accompagni in questo percorso di adeguamento verso una sicurezza informatica che sia almeno necessaria a garantire la riservatezza e il controllo di ciò che ho. Poi operativamente aggiornare i sistemi, utilizzare password complesse, utilizzare meccanismi di autenticazione multipla, rimuovere quell'obsolescenza tecnologica che è sicuramente la base, la porta da cui poi chi attacca entra molto facilmente. Non usare mai privilegi amministrativi, oggi la tecnologia permette di fare tantissime cose senza avere tantissimi privilegi. E in ultimo, ma solo per una questione di ordine, non certo di priorità, utilizzare servizi cloud, perché il cloud oggi rappresenta non soltanto una nuova rivoluzione industriale, ma anche una forma attraverso la quale io trovo quelle certezze e quella sicurezza che non sarei in grado di sviluppare in casa mia. Allora, è in atto una rivoluzione tecnologica in tutti i settori, IBM è dentro ai due principali, cloud e intelligenza artificiale. In ambito cyber security questo cosa significa? Allora, per IBM l'intelligenza artificiale, ovvero quello che noi chiamiamo cognitive computing, è lo strumento chiave per risolvere quelle che sono le sfide della sicurezza del futuro, ovvero far fronte non solo alla complessità di oggi, ma anche a quello che è un mondo in continua evoluzione, a un insieme di soluzioni tecnologiche che diventano sempre più complesse e anche di quantità di dati da gestire. Lo strumento cognitive per IBM è il modo con cui si fa fronte alla
per esempio all'identificare i falsi positivi a fronte di migliaia e migliaia di eventi che riguardano la sicurezza, e anche per elaborare e digerire quelle che è la mole di informazioni di intelligence e di analisi che invece aiutano poi a risolvere i problemi e a indirizzare correttamente gli incidenti.